Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. Costi gonfiati e fatture sospette, inchiesta su eventi legati ad Agrigento, capitale della cultura, 5 indagati per truffa aggravata e peculato, tra questi il deputato nazionale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano. $600.000 di guadagni, ricette mediche false e un traffico di oppioidi tra Italia e Stati Uniti. Sono 15 le persone condannate nell'inchiesta Fast Shipping, al centro un giro illecito di ossicodone che attraversava l'oceano. Dopo più di 2 mesi dal ciclone Harry, con le nostre telecamere siamo tornati nei luoghi colpiti dalla devastazione. Santa Tecla nel Catanese è ancora un paese fantasma. Tragedia sfiorata a Siracusa. Questa mattina un'auto cade in mare, a bordo 2 turiste inglesi, madre e figlia, che vengono salvate da 2 passanti coraggiosi. Lavorare fuori dal proprio comune di residenza incide sulle tasche dei ragusani circa €1.400 all'anno. Ad aggravare la situazione gli aumenti dei costi dei carburanti. Sono i dati dell'osservatorio CGIL di Ragusa. Calcio in Serie C, la vittoria di Latina ridà slancio al Catania. Blindato il secondo posto, i rossazzurri guardano i play-off con maggiore serenità. Nulla da fare per il Trapani, la Corte d'Appello federale respinge il reclamo e conferma la penalizzazione di 5 punti. Domani nuova udienza per il club Granata. Il Siracusa resta ultimo in classifica. Ancora ben trovati, lo avete sentito, costi gonfiati e fatture sospette, inchiesta ad Agrigento su eventi legati alla capitale della cultura. Ci sono 5 indagati per truffa aggravata e peculato, tra questi anche il nome del deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano. Sentiamo Davide Sardo. Un'inchiesta scuote Agrigento, costi gonfiati, fatture sospette e cachet lievitati finiscono nel mirino della procura. 5 persone sono indagate per truffa aggravata e peculato. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato il 30 marzo. Tra i nomi spicca quello del deputato nazionale Fratelli d'Italia Calogero Lillo Pisano, coinvolti anche Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Salvo Prestia, direttore della Fondazione Teatro Pirandello, e Calogero Casucci e Laura Cozzo. Al centro dell'indagine ci sarebbero spese ritenute artificialmente aumentate per eventi culturali e turistici legati all'anno di Agrigento, capitale della cultura. Secondo gli inquirenti sarebbero stati utilizzati artifici per ottenere pagamenti non dovuti. Il peculato riguarderebbe invece la gestione di fondi pubblici. L'atto non implica colpevolezza, ma chiude la fase investigativa. Gli indagati potranno ora difendersi prima della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio. La vicenda arriva dopo mesi di polemiche sulla gestione delle risorse e dei grandi eventi del 2025, già finiti sotto la lente della Corte dei Conti. Intanto la città attende sviluppi, non più spettacoli, ma chiarezza sulla gestione del denaro pubblico. $600.000 di guadagni, ricette mediche false e un traffico di oppioidi tra l'Italia e gli Stati Uniti. Si chiude con 15 condanne. L'inchiesta Fast Shipping, al centro c'era un giro illecito di ossicodone che attraversava l'oceano. Sentiamo Roberta Lunghi. 15 condanne e 5 assoluzioni. Arriva la sentenza del Tribunale di Siracusa sull'operazione Fast Shipping, che ha smantellato un traffico internazionale di ossicodone tra Italia e Stati Uniti. Oltre 90 anni di carcere complessivi inflitti agli imputati con la pena più pesante, 24 anni di reclusione, per Angelo Claudio Passanisi, ritenuto a capo dell'organizzazione. Condanne fino a 13 e 12 anni per gli altri imputati. Secondo l'accusa, il gruppo si sarebbe procurato il farmaco in Italia attraverso prescrizioni di medici compiacenti per poi spedirlo illegalmente negli Stati Uniti, dove la vendita è vietata. Si tratta di un farmaco antidolorifico molto potente appartenente alla famiglia degli oppioidi. Fuori dall'uso medico, viene venduto illegalmente proprio perché ha effetti euforizzanti e crea forte dipendenza e rischio di overdose. Il sistema, smantellato dalle indagini coordinate dalla DDA di Catania e condotta da Polizia e Guardia di Finanza dal 2021, avrebbe fruttato circa $600.000. Una vicenda che riaccende l'attenzione sul traffico illegale di farmaci e sul mercato degli oppioidi, da anni al centro di una grave emergenza sanitaria negli Stati Uniti.
A distanza di più di 2 mesi dal ciclone Harry siamo tornati nei luoghi colpiti dalla devastazione per vedere se qualcosa è cambiato e soprattutto come gli imprenditori stanno ricostruendo. Siamo andati a Santa Tecla nel Catanese, che è ancora però un paese fantasma. Eva Spampinato. Stiamo raschiando il fondo, la nostra struttura ha subito dei danni di circa 150.000 euro, siamo in continua fase di stima. Santa Tecla è un paese fantasma, dopo più di 2 mesi dalla devastazione portata dal ciclone Harry. Qui il rumore del mare è coperto da quello delle pale che impastano il cemento, delle ruspe che non sono mai andate via, dei muratori che lavorano nel silenzio totale dello Stato. Sono arrivati i primi fondi da parte della Regione fino ai 20.000 euro per quanto riguarda le imprese, ma purtroppo ancora viviamo nella totale incertezza perché non si ha alcun tipo di rassicurazione dal punto di vista del governo nazionale. Gli imprenditori turistici nel frattempo hanno perso i clienti che sarebbero arrivati per il Carnevale e ora per la Pasqua. Non possono perdere anche la stagione estiva e l'unico modo per ristrutturare è chiedere prestiti alle banche. Non esiste una vera e propria regolamentazione dovuta al ciclone Harry. Non si sa realmente a cosa attingere, non esistono fondi, non c'è una vera e propria cabina di regia che ci dice cosa fare, che ci dà delle programmazioni, ci dà delle scadenze, ci dà ulteriori ristori, quindi si va in banca per conto proprio, si richiede un prestito e si va avanti. Dei milioni annunciati dal governo centrale neanche l'ombra. E adesso la guerra, il caro carburanti, le crisi internazionali complicano ancora di più la situazione. E anche la paura di ritrovarsi privi, di non ritrovarsi delle spiagge ad hoc, delle cittadine ben sistemate. L'Avvocatura Generale della Regione intanto rassicura: la norma regionale si può applicare, quindi non ci sono problemi per i ristori già assegnati e i dirigenti possono continuare a esitare le pratiche. Tanta paura questa mattina a Siracusa, un'auto cade in mare al porto, a bordo c'erano 2 turiste inglesi, madre e figlia di 7 anni, sono state salvate nell'acqua gelida da 2 passanti coraggiosi. Ci racconta questa storia Francesca Loi. Niente, io gli ho chiesto il parcheggio alla signora, mi fa 3 minuti e vado via. Poi tutto in un tratto l'ho vista andare indietro, ha toccato un'altra macchina che sarebbe quella e poi l'ho vista andare in acqua. Il racconto della tragedia sfiorata è questo. A bordo dell'auto noleggiata c'erano 2 persone, madre e figlia di 7 anni, inglesi, in vacanza a Siracusa. Ho aperto lo sportello dietro della signora, della bambina, e mi sono tirato fuori subito la bambina. Io non ci ho pensato nemmeno un secondo, ho visto urla, ero qua vicino anche, più altro ho sentito, non sono appena avvicinato del luogo dell'incidente, ho sentito urla della bambina. Per fortuna per le 2 a bordo soltanto un brutto spavento. Tutto è accaduto qui, alla Darsena, verso le 9:30. L'auto era parcheggiata lì, poi ad un certo punto ha urtato quel mezzo che si trova alla mia destra per poi finire in mare. Una fatalità, forse un errore della donna, alla guida dell'auto con cambio automatico, ma c'è chi punta il dito sulla poca sicurezza del parcheggio. Perché giustamente appena che viene una macchina, ci sono tante macchine che vanno direttamente nelle catene, appena che sbagli a mettere la marcia vai a finire in mare, come è stato tante volte è capitato in Ortigia. Lavorare fuori dal proprio comune di residenza incide sulle tasche dei ragusani circa 1.400 euro all'anno. L'emergenza strutturale in provincia di Ragusa e l'aumento dei costi dei carburanti poi aggravano ulteriormente questa situazione. Ad affermarlo sono i dati dell'osservatorio CGIL appunto di Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. Percorro circa 20 km per andare a lavorare tra andata e ritorno. Visti gli ultimi aumenti del carburante, questo incide di circa 25-30 euro a settimana. Il pendolarismo in provincia di Ragusa è una vera emergenza che incide sui redditi, oggi più che mai con l'aumento incontrollato dei carburanti. Anche i dati dell'osservatorio CGIL Ragusa parlano chiaro. Quasi il 48% della forza lavoro provinciale si sposta quotidianamente fuori dal proprio comune, con un costo medio annuo di circa 1.400 euro. Sono portalettere a Pozzallo e viaggio da Ragusa ogni giorno. Attualmente spendo con oltre i 100 euro di carburante mensilmente, alla luce della mancanza di mezzi di trasporto e di coincidenze orarie. Il lavoratore non può scegliere se utilizzare il mezzo pubblico o privato, e se nel trasporto pubblico locale può scegliere
quello su gomma piuttosto che quello su rotaia. Abbiamo ancora le ferrovie che vanno a gasolio e non abbiamo la rete elettrificata, abbiamo le stazioni al di fuori dei centri urbani, manca collegamento tra la ferrovia e il sistema urbano. La Sicilia infatti è una regione dove l'automobile è spesso indispensabile e giornate come queste in cui il gasolio self ha raggiunto i 2,067 euro al litro, mentre la benzina self si attesta a 1,77 euro al litro, il rincaro incide gravemente sulla spesa dei pendolari, un fenomeno che impone risposte immediate. Investire sul fatto che dobbiamo avere strade sempre più sicure, provare a dare una risposta in termini economici a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che ogni giorno sono costretti a spendere per poter raggiungere il proprio posto di lavoro. Al centro delle proposte del sindacato, quindi, smart working selettivo e l'introduzione di un assegno pendolari. A Enna un'altra donna ha denunciato di aver riportato la frattura del setto nasale durante una rissa che è scoppiata in una discoteca tra due gruppi di giovani di Enna e di Piazza Armerina. Pochi giorni fa la denuncia di un'altra ragazza che è stata colpita con un pugno. Paura ma nessuna conseguenza a Licata per il crollo di una palazzina disabitata in zona Playa. Dopo ore di ricerca i vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie. Sentiamo. Nessuna persona sotto le macerie. Si chiude senza feriti né vittime l'allarme per il crollo della palazzina di 3 piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata. Per tutta la notte si è lavorato senza sosta. Oltre 50 vigili del fuoco impegnati, arrivati da Agrigento, Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta. In campo anche le unità cinofile e la squadra specializzata USAR Medium. La svolta nelle prime ore del mattino. L'uomo che aveva lanciato l'allarme ha ricontattato il 112, rintracciato dalla polizia, ha chiarito la sua posizione. Ha spiegato di aver solo ipotizzato la possibile presenza di qualcuno all'interno dell'edificio. Nessuna certezza, nessuna segnalazione diretta. A quel punto sono scattate le verifiche definitive. I cani dei vigili del fuoco non hanno rilevato tracce umane sotto le macerie. Esito negativo anche per le squadre specializzate. Così, con il passare delle ore, la tensione è calata. L'area è stata progressivamente sgomberata. Le unità cinofile hanno lasciato la zona, seguita la squadra USAR. Resta il crollo improvviso di una struttura già disabitata e resta soprattutto il sospiro di sollievo. Nessuno è rimasto coinvolto. A Catania, falso allarme bomba al centro smistamento delle poste. Questo è il 4º episodio in poche settimane. Cresce la paura tra i dipendenti e intanto la polizia fa indagini. Tonino De Mano. Tra falsi allarmi bomba, segnalazioni e pacchi sospetti, il centro smistamento delle poste alla zona industriale di Catania vive ore di alta tensione, con le forze dell'ordine che stanno indagando su una serie di inquietanti episodi. L'ultimo si è registrato nella notte, quando uno dei dipendenti si è trovato davanti ad un pacco alimentato da una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili. Quanto basta per fare scattare le procedure di sicurezza. La prontezza dei colleghi ha fatto sì che l'allarme venisse lanciato immediatamente e quindi evacuato il centro di distribuzione di Catania. Artificieri e vigili del fuoco in azione nella struttura di via Enzo Ferrari 30 ed indagini a 360 gradi della polizia. Il plico sospetto, è stato poi accertato, sarebbe stato confezionato in maniera tale da creare allarme. Il presunto ordigno era inoffensivo, ma chi ha interesse ad alimentare questo clima di tensione? In attesa di risposte, l'unica soluzione è rafforzare i controlli. Se oggi, ieri o negli altri episodi la bomba era finta, abbiamo paura che qualcosa di serio possa accadere. Dall'inizio dell'anno è il 4º falso allarme bomba, gli ultimi 2 addirittura in meno di 48 ore. La Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata per 10.000 euro dopo lo sbarco del 18 marzo a Trapani e il rifiuto dell'equipaggio di far viaggiare i naufraghi fino a Marina di Carrara, porto assegnato dalle autorità italiane. Troppo distante per la ONG che ha soccorso 93 persone, ricordiamo, in pericolo in acque internazionali, tra loro donne incinte, bambini e minori non accompagnati. Il ministro per lo sport Andrea Bodi oggi a Palermo per il via alla ristrutturazione della chiesa di San Giovanni Apostolo nel quartiere Borgo Nuovo, un progetto di rivalutazione delle periferie che si interseca anche con lo sport. È andato per noi Marco Gullà.
Superare il concetto di periferia è il mantra che si impone l'amministrazione comunale di Palermo per rivalutare tutte quelle zone del capoluogo siciliano che sono ai margini. E in merito, proprio questa mattina, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della chiesa San Giovanni Apostolo nel quartiere di Borgo Nuovo, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal decreto Caivano. Ma a Borgo Nuovo nascerà anche un campo polifunzionale, lo sport, che quindi può permettere a tanti giovani di intraprendere strade più sane, come ribadisce anche il ministro dello sport Abodi oggi a Palermo. Noi stiamo cercando di andare diffusamente anche con altri strumenti proprio lì dove c'è maggiormente bisogno dello sport e dove lo sport è stato abbandonato, sacrificato, mortificato, ignorato. E poi i lavori per la ristrutturazione della chiesa, cuore pulsante del quartiere. Vuol dire rimettere in gioco la propria fede, il proprio cammino, la propria vita spirituale, perché finalmente una chiesa che vive, che funziona, diventerà il cuore di tutto il quartiere. Questo fa parte, di tutto quel corollario di interventi che l'amministrazione sta cercando di indirizzare verso soprattutto i quartieri più difficili e con maggiori necessità di questa città. Restiamo a Palermo, ma cambiamo argomento, parliamo di fiabe. Magia e tecnologia salvano le fiabe in uno spettacolo andato in scena ieri al Jolly di Palermo. Sentiamo. Cenerentola, Elsa, Tarzan e il principe azzurro, tutti insieme alle prese, con un lieto fine sparito. Al Teatro Jolly di Palermo, la compagnia teatrale Sussurri d'Arte ha debuttato con SOS Fiabe, il mistero del lieto fine. Uno spettacolo che mescola favola e tecnologia, catapultando i protagonisti in un mondo digitale chiamato Magic Cloud, dove le loro storie sono state sconvolte da un misterioso virus e i personaggi devono collaborare per riportare ordine e felicità nel loro mondo. Oh mister Aladdin, questo mondo è qui per te. Lo spettacolo, con la regia di Dinesha Di Francesco, si inserisce perfettamente nelle intenzioni della compagnia nata nel 2024, che punta a educare i più piccoli ai valori del rispetto, del gioco di squadra e dell'inclusione sociale attraverso le favole e il teatro, con produzioni teatrali e progetti sociali affiancati da un laboratorio per tutte le età. Tra magia, tecnologia e valori universali, dunque, SOS Fiabe dimostra che anche quando il lieto fine sembra perduto, con amicizia e collaborazione, ogni storia può avere un finale felice. Tutti in posa! Salve! C'è un'ultima ora, il Tribunale del Riesame di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro di 90.000 euro trovati in casa di Salvatore Iacolino, super manager della Regione ed ex direttore del Policlinico di Messina, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Rientriamo in studio, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio, la Catania di Viali guarda alla classifica dopo l'importante vittoria di Latina, ma anche al futuro che regala del tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Sentiamo Marco Carli. Di segnale in segnale il Catania va avanti, in classifica, nella convinzione e anche nell'ottica di un fattore che Viali pensava di non avere a sufficienza, il tempo. La vittoria di Latina, la sconfitta della Salernitana e il pari fra Benevento e Cosenza rendono quasi equidistanti la prima piazza, il Benevento è a +9 dai rossazzurri, e la terza, con Cosenza e Salernitana a -8. E con Catania Picerno e Salernitana Benevento all'orizzonte, ecco il fattore tempo. Se i sanniti restano a un passo dalla promozione diretta, nonostante il
derby campano di lunedì di Pasquetta, che comunque toglierà punti ad almeno una delle due contendenti, se non ad entrambe, il Catania per lo stesso ragionamento ha realmente blindato la seconda piazza a 4 giornate dalla fine. E questo appunto produce il tempo di trovare gli automatismi migliori, di reinserire i giocatori come Forte e di rendere la difesa meno soggetta ai rischi. E poi, se il secondo posto sarà, come la classifica attuale suggerisce, significa partire dal 17 maggio, dal secondo turno della fase nazionale. Ciò vuol dire che manca un mese e mezzo. Viali lo sa e ne vuole approfittare anche per rispettare il primo obiettivo per cui è stato chiamato: riempire l'area e dare molte più opzioni in attacco, perché il Catania possa sempre segnare più dell'avversario. Bruzzanitti sta venendo fuori e con Cicerelli che ritorna nella migliore condizione e Caturano in futuro appoggiato da un'altra punta di ruolo, i rossazzurri possono pensare ai playoff con meno pressioni e con il tempo che serve. Brutte notizie per le altre siciliane di Serie C. Intanto è stata confermata dalla Corte d'Appello federale la penalizzazione di 5 punti alla Trapani. Domani ci sarà una nuova udienza per il club Granata, mentre il Siracusa resta sempre ultimo in classifica. Sergio Colosi. Rimangono i 5 punti di penalizzazione in classifica, confermata l'ammenda di 1.500 euro. Lo ha stabilito la Corte federale d'appello, che ha respinto i reclami del Trapani e della Procura federale che chiedeva l'esclusione dal campionato. Dichiarato inammissibile il ricorso Granata per la revoca della penalizzazione di 8 punti inflitta nel maggio del 2025. Nelle prossime ore nuova udienza del Tribunale Nazionale Federale per successive violazioni di natura amministrativa. Trapani terzultimo con 27 punti e una sola lunghezza di vantaggio sul Foggia, che ha vinto allo Zaccheria lo scontro diretto per la salvezza, una posizione comunque destinata ad aggravarsi nella prossima sentenza, con la quale potrebbe arrivare l'esclusione. A beneficiarne sarebbe anche il Siracusa, la cui situazione è critica, all'ultimo posto a quota 22 dopo il KO di Altamura, che ha interrotto una serie di 4 risultati positivi nelle ultime 5 giornate. Parliamo anche di calcio a 5, nuovo trofeo per la Meta Catania. I rossazzurri vincono contro Eboli 5-2 e conquistano la Coppa Italia. Meta Catania Regina, la più forte squadra del panorama del futsal nazionale degli ultimi anni, aggiunge un trofeo al suo palmarès. La Coppa Italia splende e regala la coccarda tricolore dopo una Final 8 in cui tutti si sono espressi a grande livello e dopo una finale monstre con Eboli. Rossazzurri sempre padroni della situazione, pur privi di elementi importanti come Sicheira e Gianluca, e capaci di portarsi in vantaggio in meno di 3 minuti grazie a un autogol di Dalsin. Dopo il provvisorio pari di Felipigno su sviluppi di un angolo, è il capitano Carmelo Musumeci, premiato come miglior giocatore, a spostare gli equilibri con una bella doppietta. Passiamo tanti momenti brutti, lavoriamo per questi momenti belli, vedere questo gruppo che si aiuta così tanto per me è un grandissimo risultato. Se poi arrivano questi trofei è ancora di più. Ottenuto il 3-1 in apertura di ripresa, la squadra di Guarra non molla più il vantaggio fino al 5-2 finale e si regala un'altra gioia. Il presidente Enrico Musumeci insieme al suo staff ha costruito con programmazione e capacità un gruppo vincente. Ottenere risultati al sud, lo sappiamo, è molto più complicato. Riuscirci con la maglia rossa-azzurra è una soddisfazione enorme e meritatissima. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere, l'ANAS è al lavoro per fronteggiare un'emergenza frana a Santo Stefano di Camastra nel Messinese. Le difficoltà maggiori sono legate al perdurare delle condizioni meteo avverse che favoriscono l'avanzare di nuovo materiale franoso da parte di proprietà di terzi. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento con forti piogge. Per queste ragioni l'ANAS manterrà chiusa la strada fino al terminare del maltempo. Siamo sulla statale 113 con percorso alternativo segnalato in loco. Grazie per averci seguito, questa era l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di serata.